Bene, direi di incominciare la nostra ultima serata del 2024 e ringrazio i nostri ospiti. Non vorrei dare la schiena, però purtroppo devo stare attenta all'amplificatore, devo stare attenta a una serie di cose. Saluto innanzitutto Hannes Obermeier, che è stato l'ispiratore di questo incontro che abbiamo avuto con la professoressa Galvan. Ecco. E qui vi racconto un attimo una storia. Allora, questo incontro è stato coltivato a lungo nel tempo, da un anno. Era ancora freddo quando la professoressa Galvan è venuta da noi in biblioteca e ci ha raccontato la storia di Margarete Grete Weissenstein, e noi ci siamo appassionate perché qui in sala vedo anche alcune delle mie colleghe, tra cui la Jasmine Farina, che era con noi presente in quell'occasione e anche in altri incontri, e ci siamo appassionate. Poi abbiamo saputo che questo carteggio è stato esaminato, studiato e anche approfonditamente, e abbiamo deciso di trovarci alla fine dell'anno, di concludere l'anno con questa straordinaria occasione di incontro, di riflessione su tanti temi che a tutt'oggi sono molto ma molto delicati. Quindi faccio una brevissima introduzione e colgo l'occasione anche per segnalarvi due altre iniziative che ci apriranno l'anno nuovo, e precisamente quella dell'8 di gennaio con il gruppo di lettura localmente alle ore 17, dove leggeremo insieme La felicità di lavarsi le mani di Josef Zoderer, e poi il 14 di gennaio la seconda parte di un percorso che stiamo facendo, Il vicino Oriente nello scacchiere geopolitico, considerazioni su storia e attualità, con il sociologo Adel Jabbar. Questi sono i due appuntamenti delle prime 2 settimane di gennaio. Oggi invece, come vedete, il tavolo delle relatrici e dei relatori è molto ben rappresentato e nutrito. Inizio subito ad elencarveli. Allora abbiamo Luca Crescenzi, che è il presidente dell'Istituto Italiano degli Studi di Germanistica. Abbiamo Guido Margheri, che è il rappresentante e presidente del Circolo Culturale Ampi di Bolzano. Abbiamo Gadi Luzzato Voghera, che è il direttore della Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica di Milano. Abbiamo la professoressa Elisabeth Galvan dell'Università Orientale di Napoli. Ecco, sì, abbiamo anche un collegamento in remoto che è garantito dal nostro tecnico Fabrizio Francisci, che è in sala qui con noi. Poi abbiamo Stefano Franchini dell'Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma e Vera Segre, che è qui con noi anche questa sera al tavolo. Bene, lascio la parola subito ai nostri ospiti perché sono tanti e hanno tutti degli interventi molto interessanti da regalarci. Quindi ringrazio per la vostra partecipazione, per aver arricchito anche con questa iniziativa le attività della biblioteca, e soprattutto di aver dato un'occasione al nostro pubblico di conoscere una nuova storia. Grazie. Buonasera anche da parte mia, schönen Abend meinerseits. Ho il piacere e l'onore di condurre questa serata, di moderarla. Abbiamo tante persone qui al palco, pertanto ci vuole un po' d'ordine. Abbiamo 2 giri, 3 saluti, come dire, istituzionali, ma non meno calorosi ovviamente, a cui do subito poi la parola, e poi 3 brevi interventi di un quarto d'ora a testa, per consentire poi anche una sorta di austausch, di dibattito, comunque di domande, se ce ne fossero. Io ne avrei già tante, ma comunque mi devo trattenere. Questa è l'opera Die Macht des Charlatans, che sta al centro, o comunque al centro sta la persona Grete De Francesco Weissenstein, la cui deportazione dal campo di Bolzano il 14 dicembre del 44, cioè 80 anni fa e 3 giorni, era uno dei motivi fondamentali per ricordarla proprio a Bolzano, ma poi ci sono ben altri motivi, lo spessore intellettuale
in sé la riscoperta di una figura importante del Novecento e direi una moltitudine di studi molto molto importanti che si stanno creando, e pertanto oggi avremo l'occasione di conoscerli almeno parzialmente, perché tutti i tre relatori e le tre relatrici stanno lavorando attualmente, cioè è una sorta di sguardo che ci offriranno in quello che chiamiamo pure ricerca storica, ricerca filosofica, ricerca letteraria, e pertanto saremo partecipi di un work in progress. Però prima di arrivare agli interventi stessi chiederei brevemente, nell'ordine che la cartolina ci prescrive, 3 brevi saluti istituzionali che chiederei prima a Luca Crescenzi, che appunto è presidente dell'Istituto di Studi Germanici a Roma. Vi lasciare, magari qualcuno di voi conosce la straordinaria posizione di quell'istituto. Prego Luca, se gentilmente ci... Allora, grazie di questa serata e dell'organizzazione di tutto questo. A me fa molto piacere poter a Bolzano, così diciamo, salutare a nome dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, che come dire, ha fatto nascere al suo interno, per iniziativa di Elisabeth Galvan, una ricerca più ampia di quella che vedrete stasera, cioè una grande ricerca sulla psicologia di massa, che fu nella prima metà del secolo un importantissimo filone di ricerche e di studi, che produsse opere famosissime come Massa e Potere, Macht und Macht di Canetti, o come la psicologia di massa del fascismo di Wilhelm Reich, eccetera. Sono testi che hanno fatto la storia, e poi quel filone di studi pian piano si perse, ma producendo tante cose che ora questa ricerca sta portando alla luce, e nelle ricerche ha avuto parte significativa la scoperta e riscoperta di Grete Weissenstein di Francesco, perché diciamo Die Macht des Charlatans è anche un'opera sulla suggestione di massa, e sentirete di cosa si parla qui e in altri scritti di Grete De Francesco. Ma la cosa importante, io credo, sia che questa ricerca, che la ricolloca all'interno di un contesto culturale significativo, in relazione con grandi figure di filosofi e intellettuali del Novecento, da Adorno a Benjamin a Krakauer, permette finalmente di restituire una fisionomia a una donna, e a una donna intellettuale, che è stata dimenticata dopo la sua deportazione e la sua uccisione in un campo di concentramento. Questo è un dato significativo. Molto si è fatto per la riscoperta di intellettuali e scrittori tedeschi, ebrei tedeschi, le cui tracce si sono perdute con l'avvento del nazionalsocialismo, con la deportazione e con la loro morte dopo la persecuzione. Famosissimo fu il libro Die Zerstörung der deutschen Literatur, la distruzione della letteratura tedesca di Walter Muschk, che fece epoca, ma pochissimo è stato fatto per le donne intellettuali, per le donne scrittrici e per le donne austriache in particolare, perché purtroppo quel filone di ricerche non ha mai realmente generato studi specifici. È una buonissima cosa che ora si ricominci a farlo,
che sia apparso di Macht des Charlatans in tedesco, con un saggio biografico che però anche quello molto parziale, e le ricerche appunto che sono state condotte presso l'istituto hanno permesso di portare alla luce moltissimo materiale, e poi sentirete da coloro che le stanno realmente svolgendo, io mi dovevo limitare ai saluti, ho parlato anche troppo, da coloro che stanno veramente svolgendo quante e quali cose sono state ritrovate. Quindi nuovamente vi ringrazio, mi fa piacere portare i saluti a Bolzano e passo la parola a chi ne ha più diritto di me. A questo punto invece Guido. Bene, visto che siamo ai saluti, cerchiamo di farli brevi apposta perché, come è già stato detto, la ricerca che verrà presentata questa sera è molto importante. In realtà a Bolzano, anche se stasera andiamo a una riscoperta, come sta scritto anche sul nostro quotidiano stamattina, sul pezzo che presentava questa iniziativa, di cui ringraziamo ovviamente la biblioteca, ringraziamo Hannes per aver insistito e ringraziamo tutti i relatori. Al numero 8047 della lista dei deportati del lager di Bolzano, che sfila tutti i giorni per 24 ore sull'installazione commemorativa collocata vicino al muro del lager, c'è Margherita Weissenstein, detto col nome italiano probabilmente perché il primo estensore degli elenchi lo ha preso integralmente. L'ho controllato in questi giorni, poi dopo questa serata faremo un adeguamento. E tra gli 8.293, quindi, Grete Di Francesco è ricordata. Dentro l'esperienza del lager, in una lettera pochi giorni prima di essere deportata, tenete conto che tra i deportati nessuno sapeva bene chi doveva partire e chi restava nel lager di Bolzano. 3.500 partirono, 2/3 non tornarono. A coloro che erano ebrei capitava automaticamente di essere messi sui treni. Ma Grete Di Francesco non lo sapeva e scrive il 7 di dicembre. È la stessa lettera che è riportata nelle motivazioni della Stolperstein che c'è a Milano di fronte a casa sua, ce n'è un'altra precedente a Salisburgo. Tina cara, mi crederà molto debole perché non ho forza, ma le assicuro che ci vuole più forza per provare a resistere. 1000 volte mi dico no, così non si può vivere, e 1000 volte mi rispondo sì, devi resistere per tornare, e la vita mi sembra bella, come non mai mi è sembrata prima. Impossibile lasciarla. È stata colpa mia. Vedete, in questa lettera, fino all'ultimo, era una lettera che serviva poi per avere alcuni generi di prima necessità all'interno del lager, nei famosi pacchi che in un qualche modo la Resistenza riusciva a far arrivare, e in questa lettera c'è l'essenza di alcuni elementi che fanno importante la riscoperta di questa donna, perché è parte importante anche la resistenza non violenta di chi ha continuato a sperare, di chi ha continuato a battersi nei vari modi, anche semplicemente pensando. E vedete, una delle cose che colpisce è che tutti questi resistenti e deportati sono angosciati fin dall'inizio della loro posizione antifascista dall'idea di pensare intanto perché sta succedendo, come sta succedendo e che conseguenze avrà la tragedia europea che c'è di fronte ai loro occhi, ma poi pensare anche al modo di reagire e al mondo nuovo che deve nascere, in cui loro sperano e che non
non deve più consentire queste cose. Tutti i deportati che sopravviveranno in tanti campi di concentramento usciranno e faranno degli appelli proprio in questo senso, a un mondo nuovo dove non sia più possibile. Ecco. Certo, a leggere il libro che mostrava prima Hannes, dove a un certo punto si legge una frase terribile: la verità genera odio, quindi chi ragiona, la crisi della ragione, la crisi del razionalismo, il fallimento dell'illuminismo, sono tutte cose con cui questi pensatori si mettono in sintonia, e ci troviamo di fronte al fatto che questa riflessione così terribile, il potere del ciarlatano, assume una attualità ovviamente anche in ogni epoca, perché in ogni epoca c'è chi usa i metodi del ciarlatano per cercare di costruire un certo tipo di coartazione delle masse in una certa direzione. È un pericolo presente, lo abbiamo visto durante il Covid, lo abbiamo visto durante diverse crisi che hanno attraversato diversi paesi. Questa è l'importanza di Grete de Francesco, ma l'ultima cosa, a un certo punto c'è all'interno del suo libro una serie di affermazioni. Il suo libro verrà molto apprezzato dagli grandi intellettuali europei con cui lei era in contatto, poi ne parleranno ovviamente meglio persone che ne sanno più di me. Venne apprezzato molto da Thomas Mann, da cui lei aveva tratto una grande ispirazione con la sua novella Mario e il mago. Venne apprezzato molto da Benjamin, che discutendo con lui e criticando quel libro ebbe un colloquio con lei, disse che non condivideva alcuni meccanicismi che intravedeva nel libro, e lei rispose una cosa molto importante alla luce dei giorni tristi che stiamo vivendo in diverse parti del mondo. I ciarlatani non sono i precursori dei criminali politici, poiché non possiedono le caratteristiche tipicamente criminali. Ma non vi è criminale politico che non usi metodi specificamente ciarlataneschi. Ecco, vedete, in queste poche parole ho cercato di delineare il fatto che ha ragione il curatore dell'edizione italiana uscita per Neri Pozza purtroppo nel 2021, e quindi poi ha avuto la sfortuna che c'è stato il Covid, Mario Di Serio, che sostiene che Grete Weissenstein deve diventare un classico, un punto di riferimento per poter ragionare sull'oggi e sul domani. E così abbiamo inteso questa serata, e speriamo che serva a gettare anche attraverso chi ci vedrà, attraverso la diretta, dei semi per il futuro. Grazie. Grazie Guido, serata appunto che si svolge in collaborazione non solo con l'Istituto Italo-Germanico di Roma e con l'AMPI di Bolzano, ma anche col Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, e pertanto è un grande piacere poter dare la parola per un saluto al suo direttore Gadi Luzzato Voghera, che non so se è possibile ristabilire la connessione. Ecco, prego. Grazie mille, spero che mi sentiate in sala. Molto bene, molto bene. Grazie mille. Mi spiace molto di non essere a Bolzano, città che adoro, e saluto i tanti amici, le tante amiche che sono lì. La Fondazione Tzedek è stata, la parola giusta credo che sia travolta dall'entusiasmo delle coincidenze archivistiche e storiche che si sono concentrate nella riscoperta dei documenti conservati in parte presso la famiglia di
di Bruno Segre, vedo qui la figlia che saluto, Vera, cara amica, e in parte giunti al CEDEC tramite la famiglia stessa di De Francesco, per una coincidenza straordinaria che vede coinvolta la segretaria attuale da tanto tempo del nostro istituto, che in epoca di Covid, un'epoca che ha smosso un po' le coscienze di tutti noi, ha ripescato insieme ai suoi fratelli i documenti di questa zia che si sapeva esistita ma di cui si conosceva ben poco, e ha voluto donare questi documenti al nostro archivio. Coincidenze di flussi di documentazione che arrivavano da diverse parti e che si sono concentrate nel nostro archivio e che noi stiamo organizzando per mettere a disposizione nella nostra Digital Library, e che hanno portato alla riscoperta di questa figura che poi, e poi all'incontro assolutamente fruttuoso con Vera stessa e con Stefano Franchini e Elisabeth Galvan, che sono impegnati in questa ricerca pluriennale di grande riscoperta e di grande lavoro non solo archivistico ma anche di ricerca. Per esempio, adesso poi magari sentiremo, anzi sono molto curioso se si riesce a recuperare questa prima valutazione storica, la tesi di Grete De Francesco sul fascismo in Italia, che probabilmente, che dubito che si sia recuperata, ma che è forse una delle prime riflessioni scientifiche su un dramma epocale che stava travolgendo l'Italia. Io vi parlo in questo momento dalla sede della Fondazione CEDEC, che è collocata accanto al Memoriale della Shoah a Milano, alla stazione centrale, che è il luogo da cui Grete De Francesco è stata portata poi in treno, in trasporto ferroviario fino a Bolzano e poi da lì a Ravensbrück. È stato ricordato prima che appunto è stata collocata negli ultimi, lo scorso anno, no, all'inizio di quest'anno, la pietra d'inciampo a Milano per Grete De Francesco. È un segno importante, e voglio ricordare, con questo vi saluto, le parole con cui Irene De Francesco, sua nipote, ha voluto, come dire, accompagnare la donazione della documentazione familiare alla Fondazione CEDEC in questo luogo, proprio perché ci siamo trasferiti come fondazione qua nella pancia della stazione centrale di Milano. E la sua idea molto commovente ma anche molto forte, che ci dice di quanto importante sia il lavoro archivistico, proprio perché ci siamo trasferiti qua, la famiglia ha voluto far scendere da quel treno in maniera in qualche modo come dire, figurata, quella donna, proprio riportando a casa almeno parte della documentazione familiare, che testimonia della sua vita da viva e non appunto solo da riportata. Io vi ringrazio molto per aver organizzato questo evento, e mi spiace di nuovo di non essere qua, e assicuro ai ricercatori e alle ricercatrici la continua collaborazione della Fondazione CEDEC per approfondire in tutti i modi lo scavo su questa figura straordinaria. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie davvero Gadi, è importantissimo il lavoro di Milano, no? Perché il centro si trova in un luogo della memoria, un lieu de mémoire, no? un Erinnerungsort, e lo ha trasformato in un luogo di ricerca attivo. E con ciò arriviamo a questi 3 brevi interventi di specialiste. La scaletta prevede un intervento di Elisabeth Galvan a mia destra, introduzione a Grete De Francesco,
breve biografia, la questione delle lettere dal lago di Bolzano, a seguire Stefano Franchini che ci presenterà la figura politica di Grete De Francesco Weissenstein e infine Vera Segre che presenterà le lettere di Grete De Francesco a Kathleen Keegan Segre, che diciamo è quel nuovo materiale donato, appunto, che abbiate accennato, da cui scaturiscono anche nuove informazioni, nuove. Vi presento brevemente i tre relatori prima di dar loro la parola, iniziando con Stefano Franchini, che è attualmente primo ricercatore all'Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma, dove dirige progetti di ricerca pluriennali. Il primo riguarda la Philosophische Gruppe Berlin, che è un circolo di intellettuali ebraici poco sconosciuto, del fine anni 20, primi anni 30. Il secondo riguarda la figura e l'operato di Erika Giovanna Klein, anche lei viennese, che cioè nata in Trentino ma poi attiva nel gruppo di post-secessione e cinetismo e poi trasferitasi a New York, muore nel 1957. E infine il progetto in il quale qui è coinvolto su Grete De Francesco e sulla Massenpsychologie, che è uno che è il tema da cui, peraltro, quando ci siamo rivisti 2 anni fa a Roma, alla Villa Sciara, me ne parlavi la prima volta, no? Che proprio sulla Massenpsychologie, che è uno dei temi chiave per capire il totalitarismo, era alle prime armi, no? Appunto, che è presieduto da Elisabeth Galvan stessa. Vera Segre invece si è laureata in storia dell'arte all'Università di Pavia, completando i suoi studi con il dottorato all'Università di Losanna e la scuola di specializzazione all'Università Statale di Milano. Ha lavorato come assistente all'Università di Zurigo, è insegnata come maître assistant all'Università di Losanna. Come professore o professoressa a contratto ha insegnato all'Università di Pavia e di Macerata e ha insegnato il liceo di Lugano. È stata redattrice anche dell'archivio storico ticinese, una importante rivista, e collabora regolarmente con la televisione della Svizzera italiana, che si può vedere anche in Alto Adige, peraltro. È cultrice della materia presso la cattedra di storia moderna dell'Università dell'Insubria a Como. Elisabeth Galvan invece è professoressa, che è nativa di Bolzano, posso dirlo qui? Lo puoi dire? Lo posso dire? Ok, l'ho detto, ormai non lo posso neanche ritrarre. È invece professoressa ordinaria di letteratura tedesca all'Università di Napoli l'Orientale, è quello che, diciamo, la Germanistik, no? Che anche in Italia ha delle cattedre. Ha pubblicato numerosi studi sia in Germania sia in Italia sull'opera soprattutto di Thomas Mann, di cui cura peraltro l'edizione completa dei diari che stanno per uscire in lingua italiana, finora non esistevano, per Mondadori, e sempre a cura dell'Istituto Romano. Però i suoi interessi sono molteplici, sono sempre anche rivolti alla storia del fascismo, del nazionalsocialismo e dell'esilio, che è una chiave importante della lettura, soprattutto dell'opera anche di De Francesco, una donna, diciamo, apolide, se così vogliamo chiamarla, cioè fatta apolide dalle Verhältnisse, no? Come li chiamerebbe Brecht, e appunto dirige un gruppo di ricerca interdisciplinare su psicologia della massa e letteratura, e appunto su questo adesso ci parlerà, aprendo appunto il primo dei 3 interventi, e do con piacere la parola a Elisabeth. Allora, grazie tante, grazie mille, grazie alla biblioteca Claudia Augusta che qui ci ospita, grazie molte però a Hannes Obermeier, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile organizzare. Insomma, lui ha fatto da mente, da mediatore e da quant'altro. Questa iniziativa, appunto, l'abbiamo già sentito, è dedicata al ricordo, alla memoria di una intellettuale, di una pubblicista, un'autrice, una politologa viennese,
la cui fine è tragicamente legata a questa, mi viene quasi da dire, nostra città, perché è dall'Aga di Bolzano che viene deportata esattamente 80 anni fa, il 14 di dicembre, al KZ, al campo di Ravensbrück, dove poi nel febbraio del 45 si perdono le tracce. Nessuno dei pur numerosi repertori e studi tedeschi incentrati sulle biografie e sulle opere di intellettuali ebrei e ebree vittime del nazifascismo riporta il suo nome. Eppure le sue vicende biografiche intellettuali la collocano all'interno di una vasta rete di scrittori, giornalisti, filosofi, politologi, artisti e studiosi dell'arte che va da Vienna a Berlino, da Francoforte a Basilea, da Zurigo a Milano. Grete De Francesco è una donna di confine che si muove tra paesi, lingue e luoghi diversi, nello stesso modo in cui si muove anche tra diversi campi del sapere e ambiti culturali. Durante la Repubblica di Weimar è in contatto con figure come Walter Benjamin, Ernst Bloch, Theodor Adorno, Krakauer, Thomas Mann, ed è amica del celebre fotografo e pittore Laszlo Moly-Nagy, che è sempre difficile da pronunciare. Scrive per giornali tedeschi, austriaci e svizzeri e nel 1937 pubblica appunto un libro di grande interesse e attualità, Die Macht des Charlatans. Nell'80° anniversario della sua deportazione sembra doveroso ricordare proprio qui a Bolzano la figura e la opera di Grete De Francesco, caduta appunto nel più assoluto oblio. Il nostro gruppo, il nostro piccolo gruppetto qua, il sottogruppo di ricerca, sta tentando di ricostruire attraverso le numerose lettere che sono state reperite in archivi tedeschi, austriaci e svizzeri, il suo percorso come autrice ebrea tra l'Austria, la Germania, la Svizzera e l'Italia. A questa sua fitta corrispondenza, che ci restituiscono un'intellettuale brillante e una osservatrice del proprio tempo, molto attento, lucida e acuta, a questa corrispondenza si aggiunge come tragico epilogo la sua ultima testimonianza dal politisches Durchgangslager, appunto, di Bolzano, e nel corso del mio breve intervento leggeremo insieme qualcune di queste testimonianze. Sono pagine, sono documenti molto intimi, indirizzati al marito e alla loro governante, si può dire, però insomma faceva parte della famiglia questa Tina. Insomma, delle pagine che testimoniano l'orrore del lager. Queste lettere sono state trovate, come abbiamo già sentito, non lo ripeto, appunto durante il Covid, anche il Covid è servito a delle cose, da Irene De Francesco, che saluto, e che le ha donate. Allora, Grete De Francesco nasce il 5 novembre del 93 in una agiata famiglia ebraica assimilata. Il padre Emanuel Weissenstein è un importante rappresentante dell'industria tessile viennese. Qui la vediamo bambina, forse lo potete vedere, K&K Hoffotograf. Questa era la casa di famiglia situata nel 19° distretto di Vienna, a Döbling, insomma un quartiere molto altoborghese e residenziale. Durante la prima guerra... L'ha ristrutturata? Sì.
Felix Mottl-Straße 39. Sì. Durante la prima guerra mondiale Grete conosce a Vienna in un sanatorio per reduci di guerra, dove lei lavorava come volontaria, Giulio De Francesco, nato a Pergine di Valsugana come cittadino austro-ungarico nel 1891, quindi lui è 2 anni più grande di lei, e lui era stato ferito come tenente dei Kaiserjäger e appunto aveva perso un occhio. Si sposano nell'ottobre del 1916 e la cosa da dire fin dall'inizio è che la loro lingua sarà sempre, sia la lingua parlata che la lingua scritta, sarà sempre il tedesco. Giulio tra l'altro ha anche studiato, lui è un diploma ingegnere, ha studiato tra Vienna e Monaco, da quello che abbiamo capito, vero? 2 anni dopo, nel 18, nasce il loro unico bambino, Peter, che muore poi a 5 anni di peritonite. Forse anche per questo evento così tragico la coppia si trasferisce alla fine degli anni 20 a Berlino, dove Grete frequenta la Deutsche Hochschule für Politik, DHP. E a questa Hochschule si diploma poi nel 1931 con una tesi dal titolo Das Gesicht des faschistischen Italien. Das Gesicht des faschistischen Italien. È la prima donna che si diploma, probabilmente anche l'ultima, e questa famosa tesi a cui ha fatto cenno Gadi Luzzato, stiamo cercando di dare la caccia perché vorremmo tanto poterla leggere. Fino adesso forse ancora da qualche parte salterà fuori. Abbiamo trovato altro. E come vedete qui sul Berliner Tageblatt del 26 luglio del 31 viene proprio menzionato questo fatto. Examen an der Hochschule für Politik. Eine Frau erhält zum ersten Mal das Diplom der politischen Wissenschaft. E questo insomma è uscito sul Berliner Tageblatt. Dicendo, und zum ersten Male, evidenziato in verde, ist dieses Examen von einer Frau, viene definita einer jungen Wiener Publizistin Margarete De Francesco, bestanden worden. Nelle stesse settimane, quindi insomma lei, i suoi interessi vanno verso la politica, più specificamente ancora verso la politica in Italia, verso il fascismo. È un tema di cui si interesserà d'ora in poi. Poco dopo questo suo diploma, nelle stesse settimane viene pubblicato dalla Frankfurter Zeitung quello che io penso sia proprio una parte tratta dalla sua tesi di laurea e si intitola Die Propaganda der faschistischen Diktatur. Come vedete, insomma, lei è un'analista politica, potremmo dire, però di che cosa si interessa? Della propaganda, della soggezione, della manipolazione e questa strada poi, questo percorso la porterà poi alla fine alla stesura di questo libro. Ecco. Però per far capire i suoi interessi nascono molto presto in questo ambito. Ecco molto brevemente una citazione, diamole voce come politologa e qui appunto analizza il nesso tra la propaganda e il culto del Duce. Mussolini ist die einzige Quelle der Propaganda. Seine Reden, Zitate aus diesen Reden, Auslegung seiner Worte in den eintönig gewordenen Zeitungen, das sind die Grundelemente der Werbung. Lei parla di pubblicità. Praktiziert wird sie durch das lebende Bild, in dem wieder Mussolini als Hauptakteur auftritt. Die Person und nicht Ideen geben ihr
das Schwergewicht. Tra l'altro questo nesso tra propaganda e Werbung, questo è un concetto che poi sveglierà proprio questo, l'interesse di Walter Benjamin, che si interessa appunto proprio di queste tematiche. E il secondo brevissimo passo invece riguarda un tema importantissimo, il tema dell'antisemitismo, perché a questo proposito Grete vede una differenza fondamentale nell'approccio fascista e nazionalsocialista. Ein grundlegender Unterschied zwischen deutscher und italienischer Propaganda liegt in der Auswertung des Antisemitismus. Der Faschismus assimiliert um jeden Preis, kennt ihn also nicht. Deutsche, Slawen, Juden sollen Italiener, das heißt Faschisten werden. Ein starker Wille zur Nation steht hinter dieser Haltung. Der deutsche Nationalsozialismus will um jeden Preis ausstoßen. Seine Wut der Rassereinheit ist ein Schwächegefühl gegenüber denen, die ausgestoßen werden sollen. Quindi questa è una riflessione molto molto interessante per quanto riguarda proprio questo tema. Certo, leggere questo passo oggi colpisce particolarmente perché Grete sarà vittima dell'antisemitismo tedesco come anche di quello italiano e della collaborazione, del collaborazionismo italiano. Tra il 31 e il 32 la coppia si trasferisce a Frankfurt, a Francoforte, perché Grete incomincia a collaborare regolarmente alla Frankfurter Zeitung, dove tra l'altro è collega di Siegfried Kracauer, famosissimo autore e giornalista. Sempre su tematiche politologiche si incentra un altro episodio di cui è attrice la Grete, perché questo episodio vede sottoposto un suo discorso radiofonico che era già stato annunciato, che era già stato uscito insomma sulla stampa, che doveva essere tenuto da Grete al Südwestdeutscher Rundfunk l'11 ottobre del 32, ore 18:25, ma poi cancellato dalla commissione di vigilanza del Südwestdeutscher Rundfunk. E perché? Ci viene da chiedere. Perché il titolo, insomma, poteva essere un po' troppo delicato. Ecco, Aus der Geschichte der Wahlpropaganda. Ma che cosa succede? La Frankfurter Zeitung, in barba a questa censura, pubblica lo stesso l'intervento di Grete De Francesco, a questo punto non più sotto forma di un discorso radiofonico, ma come articolo. Ed è, adesso qui purtroppo è un pochettino troppo piccolo, ma adesso vediamo se, no, non riesco a farle, sì, der verhinderte Rundfunkvortrag, e quindi qua viene riassunta la storia di censura, e poi sotto invece no, niente, invece viene pubblicato tutto l'intervento Aus der Geschichte der Wahlpropaganda. Ecco, la collaborazione tra Grete De Francesco e la Frankfurter Zeitung finisce evidentemente, ovviamente, a fine gennaio del 1933. Probabilmente successivamente, nel 1934 al più tardi, i coniugi De Francesco si trasferiscono a Milano, dove il marito, l'ingegnere, ha trovato lavoro presso il Tecnomasio italiano Brown Boveri, un'azienda italiana molto famosa all'epoca, attiva nel settore meccanico. E ora Grete collabora con una rivista farmaceutica, diciamo così, lo dico bene, di Basilea, cioè la rivista pubblicata da una casa farmaceutica di Basilea, la Ciba, e scrive su tematiche riguardanti la storia della medicina. Ed è in quest'ambito che nasce appunto l'idea, il progetto di approfondire la figura del ciarlatano
e soprattutto i meccanismi che usa per la suggestione, la manipolazione dei suoi o pazienti, clienti o pubblico, come lo vogliamo chiamare. Eccolo qua, questa è la prima edizione, esce a Basilea nel 1937 e questa è una citazione che vi propongo. Genau wie der Mensch, so wird auch die Menschheit in den Krankheits- und Schwächeperioden ihrer Geschichte immer wieder zum Opfer von Scharlatanen, die sich als Ärzte für die Leiden ihrer Zeit anbieten. Und wie in der Prüfung durch körperliche Leiden, so bleiben auch in der Prüfung durch all die mannigfachen Leiden, die Menschheitsschicksal sind, nur jene wenigen unerreichbar für die Verführung durch den Scharlatan, die gefeit sind. Infatti lei ha questo concetto degli immuni, no? Quelli vaccinati, quelli che non ci cascano, insomma, e qui esprime questa idea. Nel contesto della pubblicazione di questo libro, Grete incomincia a muoversi da grande professionista, si muove molto molto bene per piazzare questo libro e per ricevere delle recensioni. Si rivolge per esempio a Hermann Hesse, si rivolge a Thomas Mann, sempre con la preghiera di promuovere appunto questa sua opera, e dobbiamo proprio a questa sua energia una lettera molto importante di Grete a Thomas Mann di 12 pagine, e questa lettera appunto custodita al Thomas Mann Archiv di Zurigo, e questa lettera contiene su 12 pagine, potete ben immaginare, molte informazioni biografiche, perché a tutt'oggi, diciamo, la biografia di Grete è molto difficile da ricostruire, la possiamo ricostruire soltanto in base appunto ai diversi carteggi, ma in questa lettera del 16 ottobre del 37 a Thomas Mann è molto importante. Non so se riuscite a vedere che alcune righe sono sottolineate da Thomas Mann, perché le parti che a lui piacevano particolarmente le ha sottolineate, e poi non solo, poi sul diario scrive anche ausgezeichneter Brief von Grete de Francesco, e poi si mette a leggere il libro, eccetera, eccetera. Ma la cosa interessante è che in questa lettera Grete dichiara a Thomas Mann che senza il racconto di Thomas Mann, Mario und der Zauberer, Mario e il mago, questo libro non sarebbe mai stato scritto. Mario è un racconto politico di Thomas Mann del 1930, scritto da Thomas Mann poco dopo un soggiorno in Versilia nel 1926, quindi ha percepito il clima politico, e l'ha scritto per monito per la Germania, ecco. E Grete dice senza questo libro, senza questo mago cipolla che ipnotizza il pubblico e viene raccontato molto bene da Thomas Mann, tutto questo non sarebbe mai, non sarei arrivata a concepire appunto questo libro sul ciarlatano. Il libro poi, e questo è molto interessante, esce nel 1939 in America, non in un posto qualsiasi, ma a Yale, alla University Press di Yale, e come vedete insomma c'è anche, diciamo, la raccomandazione di Thomas Mann, che insomma alla fine in qualche modo una recensione l'ha scritta, ecco. Poi grande silenzio, e arriviamo scusate, al 21, quando finalmente c'è una nuova edizione con un saggio biografico di Volker Breidecker, edito da questa casa editrice di Andere Bibliothek di Berlino. E nello stesso anno abbiamo anche una traduzione italiana. Del periodo italiano di Grete, che va più o meno dal 1934 fino al 1944, anno in cui è stata appunto arrestata, abbiamo poche notizie e abbiamo ancora molto da ricostruire, e speriamo di riuscirci. Dopo il 1943
dopo l'armistizio, Grete si nasconde nelle campagne, forse si nasconde anche per un periodo, forse nel manicomio femminile di Mantova, ma poi a un certo punto torna. Contro le raccomandazioni degli amici, non si sa bene perché, a un certo punto, nonostante tutto, lei torna a Milano e lì a Milano il 24 ottobre del 1944 viene arrestata a casa sua da 2 SS e condotta a San Vittore, dove, e questa è una ricostruzione che io ho provato a fare grazie allo studio di Dario Venegoni, che è uno studio fondamentale, no? Uomini, donne e bambini nel lager di Bolzano. Quindi molto probabilmente il 22 novembre poi viene trasferita da San Vittore al lager di Bolzano. All'inizio noi ci siamo chiesti: ma lei è stata arrestata come politica antifascista o come ebrea? Dalle lettere che adesso vedremo si capisce che è stata arrestata come ebrea. E lo capiamo anche perché lei a un certo punto, un po' in codice, dice anche il blocco in cui lei è, ed era il blocco dove c'erano appunto anche gli ebrei. E tra l'altro questo fatto di essere internata come ebrea, questo significava che allora tutti dovevano lavorare, gli ebrei non lavoravano, gli ebrei non avevano nemmeno una matricola, avevano soltanto il triangolo giallo. E non lavorare significava avere meno razioni di alimentazione, di cibo, tant'è vero che nelle lettere lei parla anche di questo problema. E inoltre quelli che non lavoravano erano praticamente chiusi nei loro blocchi e avevano pochissimi contatti appunto con gli altri detenuti. Noi sappiamo che all'interno del lager di Bolzano era attiva, ma voi sapete già tutto, l'organizzazione, la residenza del CLN molto, molto attive, soprattutto le donne, soprattutto da Laura Conti e Ada Buffulini, che è la madre di Dario Venegoni, e Ada Buffulini era medica, era lì come politica ed era medica nella infermeria e a un certo punto Grete insomma fa anche cenno a lei. Ecco, e a questo punto procediamo a leggere insieme qualche passo di queste lettere. Le lettere sono diverse, sono dal 6 dicembre, 7 dicembre e poi un'ultima lettera del 14. Ora, queste lettere come sono uscite dal lager e le lettere come sono entrate? Lo dice Ada Buffulini in questo suo libro bellissimo, Quel tempo terribile e magnifico, e dice così, cito Ada Buffulini: i nostri bigliettini viaggiavano di notte con i camion del quartiere industriale, quindi insomma nella zona industriale, che facevano la spola con le fabbriche milanesi. E il quartiere dei semirurali in tutta questa faccenda della resistenza ha svolto un ruolo molto molto importante. Ecco, e queste lettere sono un documento di questo. Mein geliebter Alter, gestern, tenete conto che lei scrive in codice, gestern hatte die Dame, mit der ich in dem Hotel, in das du mich begleitet hast, das Zimmer teilte, den Besuch ihres Mannes, der deine Grüße für mich mitbrachte und die Mitteilung, che tu stai svolgendo pratiche per me. Heute erhielt ich deinen Brief vom 30. November mit 2.500. Perché mandava soldi. Bei den Pratiche wird es sich wohl um die Beschaffung deiner Papiere handeln. Im ersten Augenblick dachte ich, dass du Schritte zu meiner Befreiung unternimmst, was nicht ausgeschlossen sein kann. Ich weiß, dass der Herr, der seine Frau hier besucht hat, derartige Schritte unternimmt.
Er hat allerdings sehr viel Geld zur Verfügung und sehr viel Beziehungen, was wir nicht haben. Aber du sollst nichts unversucht lassen. Falls Geld nötig ist, D-O, allora io lì non ero sicura come descrivere, probabilmente è una O e io lo interpreto come Orient Teppich, potrebbe essere, comunque non sappiamo, Teppich verkaufen. Ora, la prima riga è chiaramente in codice, il hotel è San Vittore, dove il marito, quindi veniamo a sapere che quando lei è stata anche accompagnato dal marito, e aveva questa compagna di cella che poi si ritrova appunto anche qui a Bolzano. E qui fa secondo me un accenno a Fossoli, ma non lo so, me lo dica lei. Es gibt hier einige Villeggianti, die Pensione Olga gekannt haben und sagen, was für ein mildes Luxushotel das im Vergleich gewesen ist. E ho pensato che poteva essere il lager Fossoli, perché molti dei detenuti di Bolzano primi erano stati trasferiti, cioè erano passati da Fossoli. E quindi Pensione Olga in confronti era un Luxushotel, dicevano. Jedenfalls halte dich aber an diesen Professor M., den Gatten. No, Pensione Olga è Fossoli. No, ma dico im Vergleich zu hier. Zu Bolzano. Zu Bolzano, certo. Sì, sì. Es gibt hier einige Villeggianti. Frau M. sagte mir, sie habe gute Nachrichten gehabt in dem Sinn, dass ihr zugesagt wurde, dass sie nicht zu Tesoro wird gehen müssen. Tesoro è il nome in codice per Germania. Vielleicht wäre das auch für mich durchzusetzen. Ich kann ab und zu Zeitung lesen. Aber da ich zu Illusionen nicht neige, muss ich sagen, dass es noch sehr lange dauern kann. Werde ich aushalten, wenn ich nicht krank werde? Schon. Vorige Woche und vermutlich auch heute noch hatte ich eine leichte Bronchitis. C'è da dire che Grete aveva contratto la spagnola e questo le aveva lasciato uno strascico, diciamo, oggi si direbbe un long covid, insomma una debolezza cronica proprio, sì. Era sempre malata, nelle lettere è sempre malata, sì. Bin überhaupt andauernd erkältet, wovon überhaupt keine Notiz genommen wird. Man steht ebenso eine Stunde beim Rapport im Hof, als ob man gesund wäre. Viel schwerer Kranke, genauso. Behandlung für alle Krankheiten, Schiroppe und Aspirin. Aufstehen muss man um 5:30, ob krank oder gesund. Klo- und Waschverhältnisse sind ganz unbeschreiblich. Bidet so gut wie ausgeschlossen, Klo nur zu bestimmten Stunden. Pare che tra l'altro gli ebrei l'unico lavoro che facessero era la pulizia delle latrine. Mit Geld finde ich mir wenigstens jemand, der mir meine Sachen wäscht und in Ordnung hält. Anche questo è interessante, no? Che all'interno. Ich habe noch keine Scabies, was hier alle haben, und vorläufig unberufen, nicht verschreien, noch keine Pidocchi oder Wanzen, was alles als Gotteswunder anzusehen ist. Schickt mir in jedem Paket Insektenpulver. Ob auch du versuchen sollst, mich zu besuchen? Angeblich ist das für nachgewiesene Mischfälle einmal monatlich gestattet. Professor M. wird dir auch darüber mehr sagen können. Quindi da qui abbiamo capito che lei è stata deportata come ebrea, perché lei è Mischfall, è Misch-Ehe, no? E quindi, tra l'altro, anche questo, chi lo sapeva che eventualmente potevano avere delle visite? Insomma, emergono tanti aspetti molto interessanti. Chiede sempre, appunto, sempre Desinfektionsmittel sind wichtig, Panflavin, Streptosil, Dermatol. E poi sì, questo. Es ist anzunehmen, dass es mir viel besser gehen wird, wenn du mir regelmäßig Pakete schicken kannst und ich etwas besser genährt sein werde. Falls man nicht vorher auf Mauthausen macht, angeblich vorläufig keine Gefahr. E sulla lettera c'è appunto un asterisco, Mauthausen, e lei sul lato scrive An der Donau, Granitbrüche.
Kannst du dir vorstellen, was in mir vorging, als ich in einer wunderschönen Nacht in einem Vehikel wie dem, in dem man von Luigina zum Alten fährt, den Weg fuhr, den ich von schönen Tagen so gut kenne? In R stand man lange vor unserem Hotel. R è Riva. E evidentemente passavano almeno in parte in corriere, arrivavano a Bolzano in corriera. E poi cambia, perché queste lettere sono, non c'è un aggettivo idoneo, però c'è anche un aspetto linguistico molto interessante, perché sono bilingue queste lettere. E lei switcha, appunto, ich schreibe jetzt an Tina und dann wieder an nicht mehr carissima Tina, cara cara, e qui si vede che l'italiano non è la lingua di Grete, perché lei fa errori di italiano, di ortografia, e soprattutto fa, adesso ve lo farò vedere, dei tipici errori di interferenze. Mia carissima Tina, sì, insomma, vabbè, e chiede, che cosa chiede? Devo avere il cambio di mutande, calze, camicia da notte col fino grigio, tutte per manicure, pinze, acqua di colonia, cipria, rossetto, matita per sopracciglia, polvere contro cimici e pidocchi, roba di mangiare, le 2 minestre sono acqua salata e si ha sete tutto il giorno. Poi di nuovo scrive al marito, si ricorda di dare una bella gratificazione natalizia a Tina, che ancora quest'anno non l'ha avuto. E poi nell'ultima riga una cosa molto interessante: Dr. Gianni tut sehr viel für seine hiesigen Familienmitglieder. Könntest du mich eventuell in die Familie hineinproteggieren? Allora, chi è questo Dr. Gianni e chi sono i familienmitglieder? I familienmitglieder, secondo me, sono i detenuti politici che dispongono di una rete molto efficiente, e il centro è a Milano con l'Elio Basso. E quindi io penso che Dr. Gianni è l'Elio Basso, o chi per lui, e lei, che è solo deportata ebrea, non ha tutti questi connections, no? E quindi vorrebbe essere in qualche modo introdotta in questa die hiesigen Familienmitglieder. E poi di nuovo a Tina, e qui però devo fare, perché è molto importante, una piccola correzione rispetto alla scheda del Stolperstein, perché allora dice, alla fine dice: è stata colpa mia? Punto interrogativo. E adesso viene l'interferenza. L'ho lasciato mancare di precauzione? E questo un italiano penso che non lo capisca, ma se tu te lo traduci in tedesco, allora lo capisci. Habe ich es an Vorsicht fehlen lassen? Cioè, ho mancato di precauzione, ma lei dice, ed è un italiano tedesco questo, l'ho lasciato, habe ich es fehlen lassen an? Non lo so. Quindi è stata colpa mia, è un interrogativo. Ecco. E poi arriviamo all'ultima 14 dicembre, il giorno della deportazione. Heute wurden wir mit der schönen Nachricht geweckt, dass wir zu Tesoro kommen, Flossenbürg. Man sagt, das sei bei München. Gottlob ist mein Gesundheitszustand zur Reise befriedigend. Leider ist noch kein Paket angekommen. Dokumente sende auch nach meiner Abreise an das hiesige Kommando. Ich höre ziemlich verlässlich, dass Mischehen in die leichteste, das heißt erträglichste Klasse kommen. Ich bin fest entschlossen, die Zähne zusammenzubeißen, weil ich dich wiedersehen will. Ich glaube nicht, dass mich der Tod erwartet, nur viel Leiden. Verheimliche meiner Familie alles, so lang als nur möglich. Dass ich in gewissen Augenblicken, die hoffentlich nicht kommen werden, Herr über mein Leben bin, gibt mir Ruhe.
E questo trasporto di Grete è un convoglio spezzato in 3 tronconi. Un convoglio va a Mauthausen con 298, un altro a Flossenbürg con 40 e un altro a Ravensbrück con 31 donne. Complessivamente sono state deportate a Ravensbrück 74 donne qui da Bolzano. A Ravensbrück il convoglio di Grete arriva il 20 di dicembre, quindi è un viaggio di 6 giorni. Abbiamo un bigliettino dall'interno del lager, datato il 28 febbraio, di Laura Conti, che riesce a fare avere questo bigliettino a Anita Franca Turra, e c'è scritto sopra: Margherita De Francesco è partita per la Germania. Quindi il 28 febbraio già avevano dato la notizia in qualche modo. E nel febbraio del 45 si perdono le tracce di Grete. Poi silenzio. Le uniche 2 voci che la ricordano sono 2 voci che entrambi l'hanno ancora conosciuta. Una è del 47 di Bernhard Gutmann, che era un suo collega giornalista, e vi leggo soltanto la primissima frase: Unter den Millionen, die von Lager zu Lager bis in die Vernichtungsstätten geschleppt worden sind, ist nur über das Ende von wenigen genaue Nachricht vorhanden. Die ungeheure Überzahl verschwand ohne eine Spur im Abgrund. Verschwunden und nunmehr als umgekommen anzusehen ist die kulturgeschichtliche Schriftstellerin Grete De Francesco, die kurz vor dem Ende des Krieges in die Klauen der SS geriet. E questo è, diciamo, l'unico articolo in memoriam che abbiamo del 47, e poi dobbiamo fare un salto fino al 2016, quando Bruno Segre, il padre di Vera, pubblica questo libro importantissimo, Che razza di ebreo sono io, e ricorda in questo libro Grete come carissima amica di sua madre, e Vera ci parlerà proprio del carteggio di Grete con sua nonna. E che cosa ci racconta? La prima testimonianza precisa e diretta della Shoah ci fu offerta nell'autunno 45, quando a Milano ci venne a trovare una sconosciuta, reduce del lager femminile di Ravensbrück, dove poche settimane prima della guerra aveva assistito alla morte per stenti di un'amica carissima di mia madre, Margherita Weisenstein, Grete per gli amici. E facciamo un altro salto al 7 marzo dell'anno scorso, quando è stata posta questo Stolperstein per Grete davanti alla sua abitazione, dove è stata anche arrestata, via Renato Fuccini. Era il 7 marzo. L'8 marzo la pronipote è andata a controllare, non si sa mai di questi tempi, che cosa, se era tutto a posto. E insomma è stata una bella sorpresa, perché l'8 marzo poi insomma è stato così, con qualche fiore di qualche sconosciuto. Ecco, grazie, finisco qui. Danke, Elisabeth. Danke für diese wirklich berührenden Einblicke in Grete De Francesco Weisensteins Leben und Tod. Ci hai, diciamo, regalato questa fotografia di una vita all'insegna dell'antifascismo, spezzata dal fascismo o dai fascismi, e questa tensione
irriducibile, no? che è scritta in questa biografia annientata, e pertanto il vostro lavoro è così fondamentale per ridare voce, immagine e parola a chi, diciamo, ha subito quelle cose immonde, no? Di cui questo girone dell'inferno, dal quale riesce ancora a scrivere delle lettere poco prima della deportazione, peraltro, e dove si può esprimere solo in codice. Lei che nel 1931 pubblica la tesi, cioè fa la tesi, alla quale io vi auguro davvero di riscoprirla, perché sarà ben difficile. E su questo passo subito la parola a Stefano Franchini, no? Perché immagino che tu possa forse, cioè, oltre alla figura, restituirci la figura politica di Grete, ma appunto che parte, che insita in quel lavoro intellettuale che era il centro della sua vita, della sua esistenza. Sì, grazie. Sì, infatti. Sì, però intanto vi ringrazio molto. È collegata, no? È intimamente collegata. Sì, stiamo parlando dello stesso orizzonte in qualche modo. E, vi ringrazio dell'invito per questa bella serata, anche delle introduzioni molto pertinenti. Quando Elisabeth mi ha invitato a parlare di qualcosa, mi ha proposto di occuparmi di Grete Francesco, la politica in qualche modo, Grete Francesco politologa. Io ho accettato con un po' di ingenuità, perché dopo un anno di ricerche d'archivio ho pensato abbiamo materiali, però diciamo questa è una delle possibili chiavi di lettura di Grete De Francesco, e non l'unica di sicuro, forse una delle più interessanti perché entra un po' in tutta la sua produzione a noi nota. Però pone un enorme problema. Grete Francesco non ha scritto niente di sistematico sulla politica, quindi tutte le fonti, tutte le informazioni sono frammentarie, sono sparse in soprattutto lettere, del tutto inedite, quindi quello che vedrete stasera insomma in qualche modo è la prima volta che viene proposto, e in articoli molto spesso introvabili, quindi insomma non ha mai scritto un libro di politica o un trattato sistematico sulla politica. In realtà l'unico libro che ha scritto è forse l'unico libro veramente politico, cioè il Potere del ciarlatano, ma non è un libro di filosofia politica o di teoria politica, è un libro di storia della cultura sostanzialmente, quindi anche lì per trovare l'orizzonte politico bisogna un po' decifrare, no? Il materiale. Grete De Francesco era interessata, diciamo, nel periodo in cui lei studiava e scriveva di politica, rifletteva di politica. Insomma, abbiamo per esempio un modello molto importante del 1930, insomma, di Carl Schmitt, che definisce il politico come la distinzione amico-nemico. Ecco, Grete De Francesco ha un altro approccio al politico, e il suo approccio è interessato, l'impianto analitico è interessato all'aspetto mediatico del politico, con tutti i parafernaglia, lo strumentario della politica, in particolare la propaganda, le tecniche di propaganda, gli strumenti di propaganda. Questo è il suo, diciamo, tema tema forte della sua riflessione. Ma anche l'aspetto, diciamo così, psicosociale della politica, cioè l'ha nominato già Elisabeth, il tema della suggestione delle masse, dell'influsso sulle masse attraverso gli strumenti della propaganda, eccetera. Quindi questo è un po' l'orizzonte della sua speculazione politica, della sua riflessione, che si concentra sostanzialmente in tre momenti. Adesso pochi minuti, quindi io quando appunto ho iniziato a raccogliere il materiale ho preparato un'esposizione di 3 ore fondamentalmente, proprio perché è tutto molto sbriciolato in tante fonti. Adesso cercheremo di arrivare un po' al sodo. Io vi prego dopo un quarto d'ora insomma di avvisarmi, così cerchiamo poi di chiudere. Non so se riuscirò a mostrarvi tutto, però insomma iniziamo il percorso. I 3 momenti sono presto detti. Il primo è l'iscrizione alla Deutsche Hochschule für Politik di Berlino. Arriva a Berlino insieme a Giulio De Francesco nel 27, si iscrive. La Hochschule für Politik era un'università privata che è stata fondata nel 1920, di altissimo livello. Ci insegnavano docenti che poi sono andati dopo il 1933, molti erano di sinistra, alcuni ebrei, sono andati negli Stati Uniti e sono diventati insomma grandi esponenti della scienza politica americana del dopoguerra.
E si iscrive nel 27, l'università era strutturata in una seminaristische Abteilung di 4 semestri, poi una akademische Abteilung di 3 semestri e un'Abschlussprüfung. Grete Francesco fa tutto il cursus, quindi frequenta entrambi i livelli formativi. L'Hochschule era un esperimento, nel senso che non c'era bisogno di requisiti per entrare, erano molto apprezzati gli studenti che venivano da scuole di partito, erano rappresentate tutte le posizioni politiche, sia nei docenti che tra gli studenti, che erano obbligati, per esempio gli studenti nazisti erano obbligati a frequentare i corsi dei professori comunisti e viceversa. Era un contesto di pluralismo in cui non tanto l'oggettività dell'insegnamento, ma l'aspirazione alla scientificità, l'aspirazione all'analisi di tutte le posizioni per esporre il pluralismo era molto caldeggiata, molto, molto promossa, quindi era uno esperimento interessante. I corsi erano serali, quindi consentiva anche agli studenti lavoratori, insomma, di frequentare. C'è una storia della Hochschule für Politik che è stata scritta a Missiroli negli anni '80, per chi è interessato, è in tedesco, un libro in tedesco, è l'unico testo esistente di Antonio Missiroli su questa esperienza, molto importante. Il secondo momento di riflessione su temi politici come quelli che vi ho menzionati è l'attività pubblicistica di Grete De Francesco, che si svolge tra il 1930 e il 1934 sostanzialmente, e in particolare tra il 31 e il 33, l'aprile del 33, è attiva per la Frankfurter Zeitung, collabora con la Frankfurter Zeitung, per la quale scrive recensioni e articoli. E ne ho raccolti, più o meno abbiamo raccolti una trentina, quindi insomma non pochi. Alcuni politici, altri quadri di genere. Lei si collocava appunto anche molto attenta alle cosa succedeva in Italia, a viaggi, Reiseberichten, insomma una produzione molto variegata. Gli articoli politici sono una parte di questa produzione. Il terzo momento molto importante, è stato più volte menzionato, è il 37, perché il 15 ottobre del 37 esce il libro sul potere del ciarlatano, che abbiamo una documentazione epistolare, stava già scrivendo all'inizio del 37, nel febbraio del 37, e a maggio dice che mancano 3 settimane alla fine del manoscritto, quindi insomma questo è il periodo di elaborazione. Era stato anticipato già da un articolo lungo sul ciarlatano nella rivista di storia della medicina, per cui già scriveva dal 33, e intorno a questo libro si crea un dibattito, perché da brava intellettuale, come fanno tutti quelli che scrivono i libri, che hanno un po' di narcisismo, scrive a tutti quelli che conosce, amici, colleghi, anche intellettuali che non conosce direttamente ma che stima, come Hermann Hesse. Scrive un bellissima lettera di 6 pagine a Hermann Hesse, trovata in un archivio in Svizzera, a Thomas Mann, l'abbiamo già menzionata, c'è riprodotta anche nel libro, nell'edizione italiana per chi vuole, quindi non ci ritorno. Ma poi scrive Ernst Krenek, vecchio amico compositore, grande compositore, direttore d'orchestra viennese, amico d'infanzia di Grete De Francesco. Scrive a Walter Benjamin, scrive a Joseph Roth, che abbiamo trovato una lettera al Leo Baeck Institute a New York, che risponde appunto e che annuncia la sua recensione su una rivista degli esuli di Parigi, dove Roth viveva. Bellissima recensione, tra l'altro, in cui capisce al volo il significato politico del libro. Dice: questo non è un libro politico, però ha una enorme rilevanza politica, no? Quindi in filigrana, dietro alla figura del ciarlatano, Grete De Francesco fa una carrellata di piccole biografie, anche un po' aneddotica, se volete, poco sistematica, però Bragadino, Cagliostro, Bonaventura Vitali, il conte di Saint-Germain, insomma fa una serie di illustra una serie di figure diverse tra di loro, di ognuna accoglie un po' le specificità, ma in filigrana si vede il dittatore, chiaramente. Quindi è un libro che lei nelle lettere a questi intellettuali presenta come un cavallo di Troia per entrare in Germania. Lei vive già in Italia dal settembre del 34, per entrare in Germania con un libro che gli stupidi nazisti, a un certo punto in una lettera dice che dumme nazi non capiscono, e quindi ha tantissime recensioni positive, addirittura sulla Frankfurter Zeitung nel 1937 esce la pubblicità del libro. Quindi lei entra in Germania con questo libro, tutto camuffato. Le recensioni tedesche non enfatizzano l'aspetto appunto simbolico e politico del libro, ma quelle in Svizzera, quelle in Austria e quelle degli esuli a Parigi, e soprattutto quelle americane, poi dell'edizione americana, si colgono subito al volo l'aspetto. Quindi questo è il terzo momento
della sua produzione. Faccio un passo indietro però, perché Vera Segre ha fatto un lavoro eccezionale in un fondo d'archivio. Ora noi stiamo raccogliendo fondi d'archivio anche consistenti, abbiamo trovato a Monaco un involto di una trentina di lettere con un suo professore della Hochschule, ci sono le lettere tra Grete e Krakauer, un carteggio anche di una cinquantina di lettere in tutto. Vera Segre a Zurigo, all'archivio di storia e teoria dell'architettura, nel lascito del grande urbanista, architetto, storico dell'arte Siegfried Giedion, ha trovato anche lì un bel fascicolo di lettere. Siamo a decine di lettere, insomma, forse sfiora il centinaio tra tutto, no? Delle carte, tra Grete e i Giedion. Allora, Siegfried Giedion e Carola Welcker Giedion sono anche lei storica dell'arte, erano amici dei tempi di Monaco, forse addirittura di Vienna, e a Monaco prima della prima guerra mondiale c'era questa comune, diciamo così, di amici, questo collettivo di amici. C'era Hans Curiel, un altro grande scenografo e autore teatrale, i Giedion, eccetera. Nel 1919, adesso vi presento questa lettera, da Innsbruck, quindi partiamo da qua vicino, insomma, il 7 ottobre 19 scrive ai Giedion e da Innsbruck, dove è in villeggiatura fondamentalmente per riprendersi da un po' di malattia, e anche perché il marito Giulio è in Italia che cerca lavoro e sta girando tra Genova, Torino e Milano nel triangolo industriale per cercare un'occupazione. Un ingegnere, appunto, meccanico, elettronico. E va in Italia e trova una situazione catastrofica, perché c'è il biennio rosso, le fabbriche occupate, non riesce a trovare lavoro, a volte trova lavoro ma non trova casa, quindi è in una situazione abbastanza disagiata. E lei dice questo ai Giedion: Was von mir zu berichten ist mindestens ebenso unerfreulich, ebenso rispetto al marito. Erstens geht's mir gesundheitlich gar nicht gut. Ecco, questo è un refrain che si trova in quasi tutte le lettere. Dann lebe ich in einer Pension, in der man zu viel Geld zahlen muss. Qui si entra un po' anche nel suo mondo, no? Intellettuale, nella sua sensibilità. Dafür hungert man und wird von Schmutz und Ungeziefer verfolgt. Das wäre nicht das Ärgste. Daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Woran man sich aber nie gewöhnt, ist der Auswurf von Menschen, mit denen man an einem Tisch sitzen muss. Titel nur vom Baron aufwärts. Lauter Aktive mit ihren Damen. Man sitzt nach der Rangordnung und spricht vom Plebejer, den man nur mit Handgranaten und Bajonett behandeln soll. Man sieht als einzige große Tat in der Welt die Judenverfolgung in Wien an. Man schlägt vor, alle Judenkinder zu ersäufen und schwört der Kanaille Volksrache, sobald man sich einigermaßen erholt hat. Man findet, dass Hunger für Proletarierkinder sehr gesund sei, da die Brut dann früher krepiere. Ich glaube oft in eine Meiringische Spucknovelle versetzt zu sein, qui riferimento a Gustav Meiring, no? Che scrive queste novelle dell'orrore un po' grottesche. Aber es sind Menschen von Fleisch und Blut, die so sprechen. Zarte, elegante Frauen, deren Lippen man solche Worte überhaupt nie zutrauen würde. Questo è per dirvi che la sensibilità su certe cose ce l'aveva da sempre, però il primo documento che ci parla di un suo scritto è questo esame che fa al corso di Karl Otto Thieme, grande intellettuale, teologo evangelico, politologo, poi convertito nel 1934 al cattolicesimo, che tiene un corso. Questo è l'affidamento, questi sono tutti i documenti che abbiamo trovato in archivio insieme alle lettere, eccetera. Riceve un insegnamento nel metà del 28 su Staats und Kirche, e esito di questo corso è un esame che la Grete De Francesco supera con il voto sehr gut. Alla fine definisce il suo paper straff, klar, anschaulich und überzeugend. A marzo-aprile 29, questa è la prima cosa che sappiamo che Grete ha scritto. Bedeutet der Lateranpakt den römischen Frieden? Eine Studie über Kirche und Staat im liberalen und faschistischen Italien. Allora, qui vedete che si colloca, detto prima, no? Grete De Francesco si colloca in questa funzione, si presenta con questa funzione di mediatrice in qualche modo tra analisi politica italiana e mondo tedesco. È un po' un tramite, e questo si troverà fino alla fine. Qui cosa sostiene? Sostanzialmente che i patti lateranensi, o meglio, il Risorgimento, dopo il 1970, ha vietato ai cattolici di partecipare alla politica italiana attivamente, però dice tra Chiesa, tra Vaticano e Quirinale c'era
una ostilità aperta, ma una amicizia segreta. Mentre col fascismo si ribalta il sistema e c'è una amicizia di facciata, ma una grande ostilità nascosta. E questo per Grete dipende dal fatto che il Papa ha condannato l'Action Française, appunto partito politico di destra pseudofascista francese, e quindi implicitamente lo stesso condanna vale anche per il fascismo italiano, e in più il fascismo si presenta come un Ersatzreligion, una religione sostitutiva, e quindi è implicitamente incompatibile con il cristianesimo. Quindi i patti lateranensi non sono, come dice retoricamente il titolo del paper di De Francesco, non sono la premessa per la pace tra Stato e Chiesa, ma sono semplicemente un'anticipazione del conflitto. Ecco, questo. Ed è stato valutato molto bene. Questo è il primo documento che abbiamo. Il primo articolo pubblico, invece, di Grete De Francesco risale al 1930, 20 marzo del 30, sul Berliner Tagblatt, quindi già scriveva per riviste e quotidiani importanti, e vedete il titolo, Der Savonarola von Graz, anche qui tramite tra mondo di lingua tedesca e italiano. L'articolo parla di un professore di teologia a Graz, tale Johann Ude, che che ha ricevuto è entrato in conflitto con le autorità ecclesiastiche perché predicava la riforma sociale contro l'alcolismo, soprattutto l'alcolismo dei poveri. Insomma, era un po' un moralizzatore. E lei lo paragona a Savonarola e apre l'articolo con un rimando a una sua esperienza personale a Firenze mentre sta visitando il convento di San Marco, dove Savonarola aveva la sua cella, e assiste a un discorso, non si sa se è fittizio o reale, ma probabilmente reale, tra una giovane americana e il frate che accompagna l'americana a visitare il cloister, e in qualche modo dice, l'americano sosteneva che Savonarola è venuto a fare pulizia dei vizi e dei peccati del clero, e quell'altro invece, il frate, dice no, era un pazzo che metteva in discussione l'autorità, non gli piaceva l'arte, non gli piaceva la bellezza, non gli piacevano le belle donne. E descrivendo le vicende di questo Ude, lei fa un parallelo con Savonarola. Quindi anche qui questo Ude aveva un vasto pubblico di studenti e anche all'esterno dell'università, per cui poi le autorità, il decano della facoltà teologica vieta agli studenti di frequentare le sue lezioni. E, insomma, sostanzialmente Ude richiama l'etica sociale di Leone XIII, eccetera, cristiana, e la contrappone al capitalismo, fondamentalmente. E quindi entra in conflitto con le autorità. Siamo già al quarto d'ora, siamo all'inizio, va bene. Questo è un altro articolo del 30, in cui Grete De Francesco, sul Neues Wiener Tagblatt, descrive la celebrazione del decennale della fondazione della Hochschule für Politik e descrive un po' il funzionamento della Hochschule e come funzionano i diplomi, eccetera, eccetera. Questo è il suo secondo articolo. Questo articolo sulla propaganda della dittatura fascista l'ha già toccato Elisabeth nel suo intervento. Qui dico solo che una cosa che non hai menzionato, cioè qui fa una distinzione, dice il fascismo italiano usa come tecnica di propaganda principalmente l'aspetto acustico, cioè quello che funziona in Italia è la parola, il Textplakat, quindi il manifesto con gli slogan, i canti, gli inni, le parate rumorose. Insomma, Mussolini ha conquistato gli italiani con un aspetto acustico, mettendo a sistema orecchio e intelletto. Questo un po'. A differenza dei russi, per esempio, della propaganda totalitaria russa, che invece usa il film di propaganda, il Bildplakat, e punta molto sull'immagine. Insomma, questo solo per completare un po' il quadro dell'articolo, che è uno dei più importanti che ha scritto. Lei nei vari articoli che scrive sulla propaganda, su questo articolo sull'esame della donna l'abbiamo già visto, tiene nell'ottobre del 31, quindi subito dopo l'Abschluss, cioè lei si laurea nel fine luglio del 31, e nell'ottobre tiene un radiovortrag sulla Hochschule für Politik, cioè un tema che le interessava. Questa era la pubblicità del suo intervento. Un anno dopo, questa è una cosa molto importante dal punto di vista metodologico, noi non saremmo mai arrivati a questo articolo, perché è un articolo anonimo, che si chiama, non lo ricordo più, Die Überparteilichkeit der Hochschule für Politik. In una lettera a Otto Thieme, cioè il suo docente,
scrive, qui ho scritto io questo articolo anonimo, però mantieni il segreto, per piacere, mantieni la riservatezza. Quindi sostanzialmente i nazisti fanno un articolo su Angriff, sulla loro rivista, dicendo che la Hochschule für Politik sta diventando nazista. E usano una frase del direttore, Arnold Wolfers, che era in contatto con Grete, che dice, beh, insomma, dobbiamo dare spazio anche alle nuove tendenze. No? In realtà era un antinazista Wolfers. Sì, ok. Questo per dire l'interesse per la Hochschule Politik è continuato a stampa. Qui c'è una lettera del fine 31 a Carol Werke che vi riassumo, in cui sostanzialmente dice che, vedete l'ultima frase, la Francia è colpevole, ha la colpa per la nascita del nazionalsocialismo, per l'affermazione del nazionalsocialismo, perché lei non paga i debiti e li fa pagare alla Germania. Prende una posizione molto strana, è una lettera molto interessante, io l'ho trascritta tutta, poi insomma se volete possiamo parlare anche nella discussione. Questo appunto è un altro articolo sulla propaganda, quindi la funzione del placat, del manifesto elettorale. Lo analizza in tutti i modi, lo analizza, questo è sempre sulla Frankfurter Zeitung, fa anche un articolo sul Plakatbilanz am Wahlsonntag, cioè prende posizione su quali sono stati i manifesti elettorali più importanti e più efficaci nella lotta politica, e si occupa di Austria, di Francia, di Italia e di Germania, li paragona. Qui c'è un altro tema di cui si interessa, per esempio in una lettera a Thieme nel 1932, dice che nella redazione della Frankfurter Zeitung si stanno ponendo la domanda: il protestantesimo sta promuovendo il nazionalsocialismo, cioè sta aiutando il nazionalsocialismo, e chiede a Otto Thieme materiale bibliografico, e quindi in sintesi dice: Kann man Ihrer Meinung nach sagen, der Nationalsozialismus eine protestantische Bewegung? Thieme gli risponde e dice: ma forse è una ricattolicizzazione, anziché, è una posizione diversa. Settembre 1932 si trasferiscono da Berlino a Francoforte perché Giulio De Francesco prende lavoro a Francoforte e lei collabora stabilmente con la Frankfurter Zeitung. Ma appena arriva a Francoforte scoppia una grossa polemica, che è quella che ha nominato Elisabeth, cioè deve tenere un radio-vortrag sulla Wahlplakat, sulla propaganda elettorale, che viene cancellato. Le viene pagato l'onorario, ma viene cancellato. La Frankfurter Zeitung lo ristampa, come è stato detto, con una introduzione che spiega un po' le dinamiche intervenute, e sostanzialmente emerge che uno dei commissari governativi è intervenuto con un divieto politico, e questo dà adito a una riflessione più generale sugli interventi della politica nei palinsesti radiofonici. Un'altra rivista di sinistra, e qui vado velocemente verso la chiusura, sostiene che il problema è stato vietato perché c'è un passaggio dell'articolo in cui Grete De Francesco sostiene che uno dei migliori plakat è stato fatto dalla SPD austriaca, e in questo plakat sostanzialmente si fa capire che i latifondisti ungheresi dell'aristocrazia ungherese posseggono tutti i terreni del Burgenland, quindi la regione di confine tra Austria e Ungheria, e questo fatto probabilmente ha disturbato ecco così, le elite ungheresi. Nel 1937, come detto, esce il libro in edizione tedesca e in edizione americana, questi li abbiamo già visti, e all'inizio del 1934, maggio 1934, c'è una lettera importantissima, secondo me, una delle lettere più importanti che abbiamo trovato, a Otto Thieme, che non sente da parecchi anni, e racconta le vicende degli ultimi tempi. E descrive questo fatto. Lei nel settembre del 1934 va in Italia e descrive com'è finita la sua collaborazione con la Frankfurter Zeitung. Nell'aprile del 1933 le mandano un pacco di libri da recensire, velocissimo, un pacco di libri da recensire con delle zettel dentro, con dei bigliettini in cui si indicava come recensire il libro. Lei ha riportato il libro alla redazione, ha detto: io non ne voglio più sapere, e fa: ma poi tra l'altro abbiamo scoperto che lei è italiana, e lei risponde dicendo: sono ebreo viennese in realtà. E da lì è finita la collaborazione con la Frankfurter Zeitung. In realtà aggiunge, cosa che non è vera, perché lei è Halbjude, cioè ha la madre protestante, il padre convertito al cattolicesimo, lei stessa è cattolica, e questa posizione intermedia probabilmente le ha consentito di stare in Germania fino al settembre del 1934. Vado velocissimo. Dopo l'uscita del libro escono...
Abbiamo ancora dei temi sì. per il Ok. dibattito, se permetti. Comunque, mi dispiace tantissimo. queste sono le perché- recensioni uscite e l'ultima è di von Flicker che sul Tiroler Anzeiger fa una delle recensioni che Grete apprezza di più e c'è un rimando direttamente al dittatore che lei apprezza veramente molto. Ecco, questo Ludwig von Flicker, il direttore della rivista Der Brenner. Ok, questo è più o meno quello che sono riuscito a mettere insieme. Grazie. Grazie. Stefano, devi proprio scusare, no, di questa, diciamo, appello a stringere, perché abbiamo un terzo intervento e comunque ci hai fatto capire, e di questo ti siamo molto grati, quanto Grete Weissenstein sia stata dentro nei grandi temi del Novecento, la propaganda, capire il fascismo, cioè offrire delle chiavi di lettura. Poi se le ha trovate è un dibattito che è molto interessante, perché su questo poi si declina tutto il dibattito che lei stessa ha avuto con Benjamin, anche con Adorno, o il non dibattito che c'è stato, ma soprattutto anche il fatto di aver toccato con mano anche le differenze dei due fascismi, in una fase dove le differenze erano più marcate, no? Soprattutto sulla scorta dell'antisemitismo mentre ovviamente nell'antibolscevismo c'era un intento comune fortissimo. Con questo però, perciò mi ero permesso di chiedere, però avete visto quanto siamo dentro a una fucina, cioè un laboratorio di ricerca, cioè, perché è tutta materia viva, nuova, e grazie a voi vediamo un divenire, cioè il divenire di un profilo che anche 1-2 anni fa non c'era, e siamo contentissimi che adesso Vera Sega ci potrà dare degli spunti su questo epistolario che offre a sua volta ulteriori spunti. È acceso, sì. E prego Vera Sega di concludere la serata con queste dimensioni letterarie di nuovo, e comunque anche molto intime. Allora vi ringrazio dell'invito. Io questa sera ho scelto un argomento piuttosto piccolino, ristretto. Vi sarete resi conto, la ricostruzione della personalità di Grete Weissenstein De Francesco è molto vasta e ha parecchi lati. Io fra l'altro sono molto contenta di collaborare anche come storica dell'arte e mi sono occupata anche tanto di storia della medicina, storia di immagini della medicina, e in questo senso potrò sviluppare di più un aspetto del lavoro culturale di Grete, che non è stato per esempio stasera toccato, ma per anni l'ha tenuta occupata, di lavorare proprio sulla storia della medicina. Quindi un po' questo è il mio campo dove posso dare un contributo. Però stasera sono qui per parlarvi di alcuni documenti che sono proprio il motivo per cui sono stata invitata a parlare. Infatti si dà il caso che Grete De Francesco fosse un'intima amica della mia nonna paterna e che la nonna avesse gelosamente conservato più di 40 lettere e cartoline che questa cara amica le aveva inviato fra il 26 novembre 1940 e l'ottobre del 1943. Questo pacchetto di lettere, avvolto in carta velina, è stato ritrovato da mio padre in fondo a un cassetto nel 2023, quando poi abbiamo conosciuto Elisabeth Galvan e quando invece ormai era già stata data alle stampe l'edizione del Potere del ciarlatano curata da Volker Braidecker nel 2021. Quindi sono fondamentalmente documenti inediti sui quali lavoreremo insieme con i qui presenti Elisabeth e Stefano, anche perché presentano alcune particolarità che li rendono abbastanza complessi da decifrare.
Entrambe le signore, Grete nata a Vienna nel 1893 e Kathleen nata a Londra nel 1895 da madre viennese, avevano radici culturali austriache. Kathleen era stata educata a Innsbruck e conserverà tutta la vita un grande amore per Innsbruck, trascorrendovi numerose vacanze con il marito e con i figli. E anche Grete amava la regione di Innsbruck e la montagna in generale, nonché i laghi alpini. Entrambe quindi conoscevano anche il dialetto tirolese e decidono di adottarlo per la loro corrispondenza. Nel caso delle missive di Grete non abbiamo infatti le lettere che la nonna Kathleen le scriveva, quasi sempre la scelta del dialetto stretto, piuttosto lontano dalla normatività del tedesco, si accompagna all'adozione di una scrittura, il Sütterlin, che rende la lettura abbastanza difficile. Questo era sicuramente voluto per riuscire a comunicare nonostante la severità della censura fascista che da un certo momento in avanti timbra tutte le lettere e tutte le cartoline. Inoltre le due signore mantengono fra loro una sorta di gioco teatrale, fingendo di essere delle domestiche al servizio dei familiari. E questo espediente giustifica una scelta linguistica così vernacolare o, se vogliamo, poco elegante. La corrispondenza si apre in tono scherzoso e festoso. Fra le prime lettere di Grete spicca una parodia della canzone cabarettistica registrata nel 1928 da Marlene Dietrich e Margot Lyon, Meine beste Freundin. Il testo è completamente reinventato da Grete e descrive una situazione comica in cui si sarebbero trovate a tarda sera a Milano dopo un concerto a prendere una pioggia scrosciante mentre non riuscivano a trovare né un taxi né alcun mezzo pubblico per tornare a casa. Il tutto con rime scanzonate in tedesco. Questa parodia della canzone di Marlene Dietrich è datata 29 aprile 1941. Quindi un riferimento al cabaret berlinese, però già in precedenza, dalla prima cartolina conservata di questo carteggio, Grete chiama la mia nonna Poldi e questo soprannome ricorrerà diverse volte in altre lettere cartoline, nelle quali Grete si firma Resi. Resi e Poldi sono due personaggi di una Wiener Posse, teatro popolare austriaco, grottesco e fortemente comico, genere farsesco che ebbe uno dei suoi culmini nell'Alt-Wiener Volkstheater, dal titolo di Gigerin von Wien del 1940. Resi, cioè Teresia, e Poldi, Leopold, erano anche stati i protagonisti di una produzione di Broadway del 1934, intitolata The Great Waltz, che includeva brani come La marcia di Radetzky, Il bel Danubio blu, eccetera. Quindi fra di loro queste due amiche amano rievocare questi riferimenti culturali legati al mondo della musica e del teatro di lingua tedesca e in questo caso più particolarmente viennese. Si tenga conto che mia nonna Kathleen era una musicista, suonava molto bene il pianoforte, era stata educata da un'allieva di Clara Schumann a Innsbruck e suonava a livello professionistico in duo con il primo violino della Scala. Era cantante lirica, ma probabilmente amava anche eseguire repertori più scherzosi. Questa corrispondenza, fra l'altro, è per me un'occasione unica di scoprire lati della personalità di questa mia nonna, che è morta un anno prima che io nascessi e che quindi io non ho mai potuto conoscere direttamente, dei lati che non avrei sospettato. Infatti mio padre me ne ha parlato davvero poco e altri amici di famiglia me l'hanno descritta come una persona piuttosto severa. Quindi scopro qui invece una disponibilità allo scherzo che altrimenti mi sarebbe rimasta ignota. Sicuramente anche la vita di mia nonna Kathleen fu gravemente segnata dagli eventi del fascismo e della guerra. Era nata a Londra, figlia di un medico chirurgo di origine irlandese, Dennis Francis Keegan, colonnello dell'esercito britannico, grande viaggiatore che aveva servito a lungo in India, dopo aver addirittura partecipato alla guerra civile americana da giovane al fianco dei sudisti, ed era figlia anche di Fanny Stern, viennese di origine ebraica ma convertita al cattolicesimo per poter sposare un irlandese.
Kathleen, che aveva studiato l'italiano per cantare le opere liriche, aveva poi conosciuto a Londra il suo futuro marito Emanuele Segre, uno dei primi laureati dell'Università Bocconi di Milano, giovane ufficiale dell'esercito italiano mandato nella capitale inglese nel 1918 per acquistare armi. Alla fine della guerra si trasferirono a Milano e fondarono una piccola famiglia felice e prospera. Le leggi razziali del 1938 però sicuramente cambiarono molto la situazione di questa famiglia, bollata come di razza ebraica. La perdita dei diritti civili, del diritto di lavorare, di andare a scuola, lo scoppio della guerra provocarono uno stress tale a mio nonno Emanuele che morì il 29 giugno 1941 per un'ischemia fulminante. E Kathleen si trovò da sola coi bambini nel bel mezzo di una guerra nella quale lei, come cittadina britannica, era pure identificata come nemica. Quindi ben presto il tono della corrispondenza con l'amica Grete cambia e Grete, per consolare la nonna, inserisce nelle sue lettere citazioni dell'opera da 3 soldi di Bertolt Brecht, ma anche il Requiem tedesco di Brahms. Poi dice che in altri tempi una cantante così colta come mia nonna non avrebbe dovuto preoccuparsi, ma cosa contava allora? Meglio forse l'orplidische, questo termine, il termine Orplid, che potrebbe essere tradotto come Eldorado, paradiso terrestre, ritorna spesso nelle lettere di Grete e Kathleen, forse come metafora della Svizzera o di una via d'uscita dall'inferno della guerra. Era stato coniato in realtà questo termine molto prima dal poeta romantico Eduard Mörike nella sua poesia intitolata Gesang Weilas del 1838, Tu bist Orplid, mein Land, e denota una terra di fantasia, lontana e utopica, desiderabile e sognata. Verrà ripresa una seconda volta dallo stesso autore nella ballata Der König von Orplid, inserita nella novella Mahler Nolten. Il termine, di per sé piuttosto raro, viene ripreso da Ernst Bloch nel suo volume intitolato Tracce, Spuren, edito in tedesco già nel 1930, dove Orplid denota la funzione utopica dell'arte e della letteratura. Bloch lo userà anche nella sua opera più famosa, Principio Speranza, la cui pubblicazione risale però al 1954. È comunque un termine molto particolare, molto colto, che denota una comunanza di riferimenti culturali alti e specificamente tedeschi fra le due corrispondenti. Merita attenzione la sua ricorrenza nel dialogo fra queste due donne così cosmopolite che si erano conosciute a Milano, condividevano gusti e interessi culturali e non abbandonavano mai queste loro radici. Dalle numerose occorrenze del termine, anche dall'aggettivo Orplidisch, potrebbe veramente trattarsi di un sogno di un paese ideale, idillico e dove l'arte impregna l'aria. Tuttavia si ha anche la sensazione che Grete e Kathleen comunicassero in parte in codice e qui ci rimane del lavoro interpretativo da fare. Altrove Grete soprannomina persone che loro conoscevano come personaggi di opere di Wagner o di Shakespeare, ad esempio Elsa, Lohengrin, Rosalinda, e non sappiamo chi fossero. Il suocero, che si chiamava Giorgio De Francesco, viene chiamato Siegfried o Sigfrido, chiaramente con intento ironico. Nella corrispondenza emerge anche che le due amiche si telefonavano molto spesso in questa fase, ma poi Grete, nel giugno del 1942, avverte Kathleen di stare molto attenta a quello che dice al telefono, perché altre due loro conoscenti, sorprese a parlare della rosa e della stoffa bianca, quindi una chiara allusione di grande attualità al movimento della resistenza tedesca chiamato Rosa Bianca, che era proprio attivo in quei mesi, erano finite dirette a Heiligen Victor, come dice lei, cioè nel carcere milanese. Sì, però lei lo dice Heiligen Victor, che fa, sì, appunto, non l'ho mai sentito dire così da nessuno prima di lei, devo dire. Dall'agosto del 1942 la famiglia di Kathleen si sposta a Bergamo Alta per sfuggire ai bombardamenti che colpivano Milano. E Grete continua a scrivere alla sua amica, ma i toni e gli argomenti gradualmente cambiano. Si può anche notare che mentre all'inizio le missive di Grete, spesso cartoline scritte molto fitte, vengono inviate una volta al mese,
Dalla primavera del 43 il ritmo si fa più stretto, una volta a settimana, e poi dall'estate fino all'autunno del 43, quando la corrispondenza si interrompe, Grete scrive ogni 2 giorni, anche tutti i giorni, a mia nonna, quindi diventa molto molto intensivo questa comunicazione. In quella fase sicuramente le due amiche si consultavano febbrilmente, comunicandosi informazioni su come sfuggire alla persecuzione, e qui il linguaggio si fa più cifrato, spesso in codice e più complicato ancora oggi da decifrare. D'estate Grete soggiorna sempre lungamente ad Alba di Fassa, in una villa Contrin. Questa, vedete sulla sinistra, è proprio una cartolina scritta da Grete stessa, che ha l'immagine di questa villa Contrin, che oggi in quanto tale non sembra esistere più. Forse è stata trasformata in questo residence di cui ho trovato traccia in internet, e invita regolarmente la nonna a raggiungerla per una vacanza che non sarà mai realizzata in quegli anni così difficili. Invece dal dicembre 42 anche Grete e il marito lasciano l'appartamento di via Fucini a Milano, da dove poi Grete sarà tratta in arresto per andare a stare almeno per la notte, e da dove poi Grete sarà tratta in arresto per andare a stare almeno per la notte a Seregno, una cittadina fra Milano e Como collegata dal treno. Pertanto da questa corrispondenza si capisce che durante il giorno il marito e spesso anche Grete andavano a Milano e solo la sera si ritiravano a Seregno. A un certo punto, nell'aprile del 43, Grete resterà bloccata a Seregno e nelle sue lettere si lamenta molto delle condizioni disagiate in cui le tocca vivere. Condividono un monolocale dotato di cucina con un'altra persona e Grete è molto scontenta. Nel giugno del 43 però finalmente Grete riesce a organizzare una sua visita a Bergamo a casa della nonna. Sembra un evento molto felice e dopo essere stata in visita Grete scrive una lettera molto scherzosa firmata Rosalina Beniti odia, tutto attaccato, scritta in un italiano volutamente maccheronico, pieno di errori e di trascrizioni di pronunce dell'italiano alla tedesca, indirizzata questa volta ai figli di Kathleen, mio padre e mia zia Laura. Bruno, mio padre, infatti, se la ricordava come una persona particolarmente spiritosa e divertente. Diciamo che sicuramente sapeva essere così nei momenti felici, quando si sentiva a suo agio in compagnia. Subito dopo la caduta del fascismo del 25 luglio 1943, in data 5 agosto, Grete scrive a Kathleen in italiano, dicendo che il loro idioma non è gradito. Qui la chiama Cati Pepi. Cambia spesso con grande fantasia e creatività i soprannomi per la nonna, Catterle, Chetti, qualunque cosa le venga in mente. E la invita ancora una volta a venire lei a trovarla ad Alba di Fassa, anche se si dice incerta che questa visita potrà aver luogo, date le circostanze storiche in continua drammatica evoluzione. L'11 agosto suo marito Giulio rientra a Milano per riprendere il lavoro, ma Grete non riesce più ad avere sue notizie e va in panico. Il 15 agosto scrive un espresso a nonna Kathleen chiedendole di mettersi in contatto per telefono o per telegrafo col marito, con alcune persone di Seregno che li conoscevano. Le scrive anche il giorno dopo, sempre in angoscia, finché poi il 18 agosto finalmente ha ricevuto una cartolina dal marito ed è rassicurata che egli sia ancora vivo e che la loro casa sia ancora in piedi. La corrispondenza comunque in questi ultimi mesi del 43 diventa frenetica e qui Grete, che scrive ogni 2 giorni, condivide con mia nonna le notizie drammatiche da Milano, di case distrutte, di persone amiche ferite dalle fiamme e dalle bombe al fosforo mentre fuggivano dai rifugi. Il 6 ottobre racconta di una infezione dermatologica che l'ha colpita in viso e le rende penoso mostrarsi per strada. Sembra che il marito Giulio De Francesco, che poi si è detto per inciso era anche violoncellista e dopo la guerra suonò in quartetto anche con mio padre che suonava il violino, fosse andato in visita a Bergamo da Kathleen. Evidentemente Bergamo era sulla strada fra Milano e la Val di Fassa, prendendo le corriere, doveva essere una tappa, e ogni tanto questa posizione si rivelò favorevole per potersi fare delle visite. Questa però è l'ultima lettera arrivata a Bergamo e conservata dalla nonna, che proprio in quei giorni dovette decidere di scappare verso il sud Italia. Il nord era stato occupato dai tedeschi e la piccola famiglia Segre-Keegan era a rischio. Fuggirono in maniera fortunosa verso sud, rifugiandosi sotto falso nome ad Ascoli Piceno.
nell'attesa che gli alleati risalissero lo stivale. Fu un'attesa lunga, ma nascosti nella casa di una famiglia umile quanto generosa, riuscirono a sopravvivere e alla fine della guerra fecero ritorno a Milano. Soltanto dopo il loro rientro a Milano vennero a sapere della crudele fine che era toccata alla cara amica della nonna. Fino all'ultimo Grete dovette sperare di poter essere salvata, in quanto il suo era un matrimonio misto. Lei era di origine ebraica, ma il marito Giulio De Francesco non lo era. Purtroppo, come si può leggere negli studi che sono stati pubblicati in merito, proprio in Italia venne dato libero corso a una persecuzione anche dei matrimoni misti, che non ha riscontro in Europa. Il 13 novembre del 1943 era stato emanato dal governo nazista un decreto in base al quale dovevano essere deportati nei campi di sterminio solo i Volljuden, cioè gli ebrei puri, non i coniugi o figli di matrimonio misto. A quanto pare, proprio a Verona era attivo invece il maggiore delle SS Friedrich Robert Bosshammer, responsabile del comando generale delle SS e della polizia di sicurezza germanica in Italia. Questo alto grado delle SS, sono qua i libri, guarda, venne processato a Berlino nel 1972 e in quella sede venne dimostrato che non fu solo un esecutore di ordini, ma purtroppo agì in modo autonomo, violando il decreto nazista che avrebbe protetto tante persone in Italia, mandate invece a morire senza pietà. Ad esempio, Clara Pirani Cardosi, madre di 3 figlie piccole e moglie del preside di un prestigioso ginnasio a Gallarate, partì per Fossoli e poi il 1 agosto in maggio del 44 e poi il 1 agosto del 44 per Auschwitz con un intero convoglio di 300 ebrei di famiglie miste, dei quali ben pochi tornarono. Proprio le figlie di Clara Pirani hanno promosso gli studi su questo capitolo della storia italiana sul quale si è parlato troppo poco e poco si conosce. Grazie davvero per averci illuminato questo aspetto che peraltro collega le 2 famiglie anche ai territori di qua e speriamo che confluiscano in quella edizione o comunque faccia parte del progetto editoriale complessivo, così queste lettere vengono restituite all'uso pubblico. A questo punto intanto vi ringrazio della vostra pazienza che testimonia l'importanza di questa serata, peraltro, perché è una serata importante, abbiamo ascoltato interventi importanti con delle nozioni originali e non scontate, non banali soprattutto, e non so se ci sono delle particolari domande anche specifiche che qualcuno di voi vorrebbe indirizzare ai nostri 3 relatori. Questo vale ovviamente anche per chi ci è collegato, anche Gadi, no, che ci è collegato da remoto. Ecco, vedo già una mano alzata e credo... Così viene sentito anche online. In un passaggio delle lettere dal lager, che è stato letto, alla fine di una lettera, Grete diceva: non sono stata molto accorta probabilmente, no? Si riferiva al fatto che lei prima si era allontanata e nascosta e poi era rientrata a Milano? Sì, perché quando lei dice... questa interferenza non sono stata abbastanza accorta, non sono stata abbastanza prudente. Sì, perché era assolutamente sconsigliato e noi non sappiamo per quale motivo lei, sappiamo che lei è stata denunciata insomma ci sono diverse teorie, non lo sapremo mai con certezza, forse qualcuno dell'environment, insomma del mondo di lavoro del marito, perché si sapeva che lei era ebrea, o almeno. Prego il microfono, no. No, questa è una supposizione che va ovviamente accertata, però pare che a Vienna il governo monitorasse
cittadini austriaci all'estero, soprattutto di origine ebraica, e soprattutto politicizzati, e pare che avessero informazioni sui movimenti e le posizioni anche di Grete, però questo, ripeto, è un lavoro ancora da fare purtroppo, quindi è una voce. È certo che c'era un premio. C'è una domanda Ecco, sempre ringraziandovi naturalmente per la precisione e l'interessante disamina che avete svolto questa sera, che apre veramente una finestra molto importante su una figura che per Bolzano è stata una figura di transito, però evidentemente è qualcosa che merita la sua biografia un'attenzione molto più ampia, ed è importante che anche a livello accademico si approfondisca poi questo aspetto, perché immagino che si possano aprire poi delle prospettive anche in termini teorici molto interessanti. Cioè è stata fatta una carrellata, anche se molto veloce, di riferimenti a quello che è stato un po', permettetemi, il pantheon dell'intelligenza di area tedesca tra gli anni 30 e i primi anni 40 in Europa. Non sono frequentazioni a margine, sono frequentazioni dentro a una koiné molto strutturata, incredibilmente articolata come posizioni, e che restituisce un'immagine di una pensatrice, anche se non sistematica, non c'è dubbio, una pensatrice però importante, acuta. È stato citato Krakauer più volte. Krakauer ha una biografia per molti versi abbastanza simile, è un anomalo dal punto di vista, addirittura culturalmente, è anche lui un irrequieto, poco disciplinato dal punto di vista accademico, ma sono proprio quegli sguardi, quegli osservatori. Ma lo stesso Benjamin è un eretico dal punto di vista della formazione culturale e intellettuale europea, che si muove su un margine molto interessante, molto simile per certi versi. Ci sono dei riflessi sulla posizione benjaminiana molto curiosi, no? Quando lei scrive il testo sul ciarlatano, sono gli anni in cui fa pubblicare Benjamin in Svizzera le biografie tedesche, quindi con uno pseudonimo che adotta e che anche lì da una prospettiva molto simile introduce dentro la pubblicistica di lingua tedesca già nazificata uno sguardo attraverso un linguaggio che è un linguaggio accettabile all'interno di un contesto di quel tipo, altro però uno sguardo critico molto innovativo. Quello che io volevo capire è se da tutti questi riflessi, perché questa sera soprattutto sono dei riflessi che si rimandano, no? La biografia di Grete Rotten, la figura di Weissenstein è una figura che smarrisce la propria identità come tante altre figure intellettuali europee ebraiche distrutte dalla Shoah, non c'è dubbio. La difficoltà che noi abbiamo oggi di riconoscere appieno il peso di una figura di questo tipo è perché c'è stata un'opera sistematica di annichilimento, non c'è dubbio. Quello che sfugge però ancora sullo sfondo, su cui probabilmente occorrerà appuntare maggiormente l'attenzione, è proprio questa dimensione dei contesti. I contesti, ad esempio, politico-culturali. Quando è stato interessantissimo quel passaggio di questa memoria post-mortem del 47 in cui la si ricorda come un'esperta di Kulturgeschichte. Questo è un riferimento anche qui a un contesto, una koiné anche quella che in qualche modo può aiutare a definirla, e forse anche per le sfumature di carattere politico-culturale che l'hanno caratterizzata. Questo ancora rimane sullo sfondo, però sarebbe molto interessante capire se quei rimandi forse criptici anche al gruppo milanese del CLN non siano solo strumentali, ma attraverso ad esempio la rete interessante che si costituiva culturalmente e intellettualmente nella Milano del tempo, Basso è una figura intellettuale importante, non si siano creati collegamenti anche in cui si sono allacciati dei fili che magari nel corso della biografia erano rimasti un po' per aria e poi in questa fase, in questo periodo tardi anni 30, prima anni 40, si siano potuti anche ricollocare. Qui l'epistolario con l'amica è bellissimo e forse però è anche testimone in termini indiziari di qualcos'altro, insomma, no? Questo sicuramente merita un approfondimento ulteriore anche qui nell'intreccio. Magari, grazie di questa ulteriore presa di posizione, che non era tanto una domanda ma appunto una proposta di cui ringraziamo. Ci sono altre domande proprio dirette ai nostri relatori e relatrici?
io avrei un'unica, cioè se mi permettete, uscendo dal ruolo, cioè la figura di Mann, perché tutto parte da un progetto su Thomas Mann, se ho capito bene, inizialmente, e per quanto ho letto anche su Volker Breidecker, la lettura di Mann, Mario unter Zauberer, che potremmo anche tradurre non tanto come mago, ma prestigiatore, direi quasi, è stata la molla, no? È stata la molla per questo, o sbaglio, magari su questo, magari una considerazione finale e poi davvero chiudiamo questa serata di voi, appunto. No, considerazione assolutamente personale, probabilmente Elisabeth Gallo non sarà d'accordo, però Grete quando scriveva per promuovere il suo libro, in qualche modo trovava sempre un elemento che instaurava una comunicazione diretta, personale, con Hesse, con Mann, con Benjamin, cioè trovava sempre una cosa che poteva interessare, e quindi il rimando, per esempio a Hesse rimandava le poesie giovanili che lei da bambina leggeva di notte di Hesse, e quindi aveva una strategia anche quindi ovviamente citare Cipolla, citare Mario il Mago era ovviamente calzante per il libro, ovviamente funzionava benissimo, però potrebbe rientrare anche in questa strategia comunicativa molto sottile, molto raffinata e promozionale, ecco. Sì, sono perfettamente d'accordo. Lei era bravissima, no, ma bisogna leggere queste lettere in cui si autopromuove. No, è bravissima, è veramente è politica anche in questo. Sì, però su Mario il Mago, sì, tu perdonami, però ecco, siccome è proprio quella la figura, è il perfetto ciarlatano Cipolla, e quindi sì, lei era molto brava, penso, a capire ciò che gli altri volevano farsi, tant'è vero che Thomas Mann, da grande narcisista, si sottolineava tutto quello che gli faceva tanto piacere, però effettivamente penso che insomma, ci sia proprio una affinità di fondo, insomma, quello è proprio il ciarlatano italiano, e il mago Cipolla. No, c'è ultima domanda, ho visto qui. Sì. No, ma se no non ti sentono. Fai. È una curiosità mia che volevo fare a lei. Mi interessava la questione dei manifesti e della propaganda. È una domanda forse stupida, però veramente mi incuriosisce, se no stasera non ci dormo sopra. L'analisi dei manifesti legati alla propaganda, lei diceva quello dell'SPD aveva avuto un particolare successo, ma quali erano i canoni che lei usava? Questo mi interessa. Cioè, come decideva questo ha avuto successo, questo no? Cioè, in base a un risultato elettorale, in base a cosa? Perché questo poi, magari capendo questo, si capisce anche il profilo politico della Grete. Non spegnerlo. È acceso, sì. No, la risposta è abbastanza rapida. Grete Francesco pensava che l'efficacia maggiore ce l'avessero i manifesti e comunque il tipo di comunicazione che lei definiva Flucht in die Realität e non Flucht aus der Realität, cioè tutta la comunicazione astratta in cui inseriva anche per esempio la simbologia nazista. Era per lei inefficace, mentre la concretezza del messaggio era la chiave, ai suoi occhi, era la chiave del successo di questo tipo di strumento propagandistico. In più, vedeva nel placat in qualche modo uno stadio ormai quasi superato della propaganda politica, superato dalle marce, dagli uniformi, dalle bandiere, cioè da manifestazioni simboliche, le diceva. E fa una contrapposizione tra placat come ultima espressione della ratio, perché sul manifesto argomenti in maniera più o meno razionale contro argomenti altrui. Il simbolo invece è la tipica espressione delle forze totalitarie, cioè non ha bisogno di argomenti, passa direttamente, entra nell'anima, suggestiona direttamente. Quindi insomma è molto articolata la posizione, anche se in articoli, e sospetto che alcuni articoli siano come dire, parti di una pubblicazione, perché menziona un libro a un certo punto del 31, penso che stesse scrivendo un libro sulla propaganda. Grazie. Io chiuderei proprio così con queste ultime riflessioni che poi ci ricollegano alla figura davvero Walter Benjamin, no? Che ha studiato la Ästhetisierung der Politik, no? Come chiave per capire il fascismo.
Chiudo però non senza ringraziare chi ha relazionato in modo così incisivo, e ovviamente anche chi è presente al podio, Luca Crescenzi, Guido Maghere e Gadi Luzzati Voghera, che ci segue da lontano, e soprattutto a voi che avete seguito questa serata straordinaria. Vi ringrazio tutti.